Nell'azienda Salserami. Siamo qui in compagnia di Giustino Mezzalira, direttore del settore ricerca e diciamo, no, gestore di tutte queste aziende che abbiamo visto in questa attività dedicata all'irrigazione di precisione, appunto iniziando col centro sperimentale Pò di Tramontana e poi a Valle Vecchia con delle manifestazioni molto interessanti dedicate soprattutto alla microirrigazione. Oggi invece parliamo di irrigazione per aspersione ma a ratio variabile, quindi un argomento molto interessante. Sì, questa terza giornata completa questo trittico sostanzialmente dedicato all'irrigazione, un tema. Scusa. Sì, siamo quindi alla terza giornata di questo trittico dedicato all'irrigazione. Ecco, ci tengo a sottolineare che siamo proprio, diciamo, nel cuore delle attività di Veneto Agricoltura. Veneto Agricoltura gestisce un grande patrimonio, quasi 18.000 ettari di territorio, 4 aziende agricole, oltre 1.000 ettari di aziende agricole. Lo gestisce perché? Per mostrare l'innovazione, per mostrare le cose che funzionano e che possono essere trasferite al territorio regionale. Qui anni fa abbiamo installato un pivot innovativo in Italia per la tecnica che adotta, può permetterci appunto di fare un'irrigazione a ratio variabile. Ecco, quello che ci tengo a sottolineare è che sono delle giornate in campo. Il Covid oggi ci mette un po' di limitazioni, però vogliamo far vedere attraverso i nostri incontri in diretta con il pubblico o attraverso gli strumenti della comunicazione cosa succede in campo, dar conto dei risultati delle prove. Sono aziende pilota e dimostrative, non sono aziende che devono produrre soia, mais, frumento, devono produrre però come risultato di progetti di ricerca in collaborazione con i centri di ricerca. Qui oggi abbiamo il Dipartimento d'AFNAE dell'Università di Padova, in collaborazione con gli attori. Oggi abbiamo l'importante presenza dell'Unione Veneta Bonifiche. Ecco, questa è proprio la nostra mission, coltivare delle aziende, pilota, dimostrative e mostrare direttamente in campo i risultati di quello che noi stiamo facendo. Sì, in effetti coltivare l'intelligenza e il futuro, la sostenibilità, questo l'abbiamo sempre riconosciuto a Veneto Agricoltura e oggi siamo qui proprio per questo, con questa bellissima iniziativa per cercare di mostrare attraverso un'alternanza di diciamo, interventi tradizionali fatti con le slide a dimostrazioni in campo. Vedete alle nostre spalle il pivot è già pronto e lo vedremo che come potrà erogare, no? Capire come può erogare un ratio variabile e i vantaggi che questo può dare perché poi il perno di queste 3 giornate che avete voluto organizzare è stato proprio quello della valorizzazione della risorsa acquea, anche perché voi avete, diciamo, vi scontrate quotidianamente con questo problema con l'azienda Valle Vecchia che si sa non dispone di acqua di irrigazione ma la recupera attraverso il recupero delle acque appunto di sgrondo dai campi per un'acqua salmastra che va gestita con grande attenzione e quindi questo probabilmente ha acuito in voi quello che può essere la sensibilità verso questo problema. Bene, io direi che Devo aggiungere solo una volentieri. battuta, Lorenzo. Ecco, questo voglio dire si inserisce in un ragionamento più generale che da molti anni le aziende agricole di Veneto Agricoltura stanno mostrando, che è quello del tema della sostenibilità. Noi veneti abbiamo sempre dato per scontato di avere tanta acqua, di non avere problemi con l'acqua, un ottimo sistema di irrigazione. Ecco, purtroppo stiamo tutti toccando col mano che quello che è stato il passato non è sicuramente garantito per il futuro. Ecco perché queste giornate sull'irrigazione di precisione, sull'uso corretto dell'acqua sono così importanti. Condivido perfettamente.